Lo sapeva Andrea Camilleri, lo ha scritto, ha detto mettiamola così, il tempo è una giostra sempre in funzione. Tu sali su un cavalluccio o un'automobilina, fai un bel po' di giri, poi con le buone o con le cattive ti fanno scendere. Il maestro stamane alle 8:20 è sceso da quella giostra che è la vita. Dall'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato, è arrivata la notizia della sua morte. Avremmo ancora avuto bisogno di lui, glielo avevamo chiesto a gran voce, ma Camilleri è uscito di scena, senza clamori, in silenzio, forse abituando i suoi estimatori pian piano alla sua graduale assenza. Un arresto cardiaco, poi le condizioni disperate ma stabili, un mese esatto di speranze e bollettini la cui diffusione si dirada progressivamente. Se l'aspettava questa uscita di scena serenamente perché diceva la vita dei vecchi come me a un certo momento consiste in un elenco, quello dei morti, che a poco diventano tanti che ti pare di essere rimasto solo in un deserto. Con la sua pacatezza e il suo genio ci ha raccontato la sua terra, la sua tradizione, i suoi piatti e scrivo, affermava, per lasciare una testimonianza di ciò che ho letto, un rapporto viscerale con quel commissario Montalbano considerato come la proiezione di un figlio costruito a tavolino a misura di una Sicilia che ha descritto in tutta la sua amarezza e bellezza. Ma non è così. Lo stesso Camilleri dichiara nel 2001 Montalbano è al 60% mio padre. C'è la sua ironia, il senso pratico, la voglia di accomodare e certi suoi silenzi, un coraggio che io non ho. Lucido in maniera disarmante è stato determinato Camilleri nel lanciare messaggi a questa società che a suo dire ha trasformato il significato della parola speculazione nella sua accezione originaria filosofica dunque nel suo opposto, ovvero assenza di scrupoli. E poi giù con l'esortazione a guardare ciò che ci circonda come prodotti finalizzati alla gestione del pensiero di quanti si lasciano sopraffare dall'accettazione passiva rispetto ai contenuti. Tre quarti di quelli che acquistano i giornali, ha affermato, leggono solo i titoli, che spesso, e questa è un'usanza tutta italiana, affermano una cosa opposta a quello che espone l'articolo. Personaggio controverso, amato e criticato per l'uso di un dialetto ritenuto arcaico, ne ha spiegato così l'uso. Mi chiedevo come mai ricorressimo al dialetto per certe parole ma non per altre. Pirandello diceva che l'italiano esprime i concetti, mentre il dialetto i sentimenti, e questa, ha chiarito, è la logica che ho seguito nei miei libri. Grazie Andrea Camilleri, la Sicilia, la tua Vigata, il mondo intero si inchinano oggi a te, al patrimonio di cultura che al di là della tua morte rimarrà imperituro e rappresenterà un faro, un sapere a cui attingere per comprendere come rapportarci con un difficile e nebuloso futuro.